Vola e dunque ci approssimiamo a concludere questo convegno con le ultime due relazioni, le ultime in ordine di esposizione, ma sicuramente assai interessanti. La prima relatrice è Maria Bradash, che viene da Belgrado ma sta facendo il dottorato, mi pare, a Padova e sta anche è impegnata in una colossale impresa, cioè nella riedizione dei canti lirici. Di conseguenza ci parla il tema che affronta il sublime popolare nei canti lirici di Tommaseo. È un tema che abbiamo già toccato e adesso sentiamo Maria. Prego. Io vorrei ringraziare innanzitutto il professor Bruni e il comitato organizzativo dell'invito e l'Istituto Veneto dell'Ospitalità. Il mio intervento mette a confronto i canti lirici di Tommaseo con i loro originali, la maggior parte dei quali, e quando dico la maggior parte intendo quasi il 90%, fu raccolta e pubblicata da Vuk Stefanović Karadžić, il maggiore raccoglitore della poesia popolare presso gli slavi meridionali e il grande riformatore della lingua serba, autore della prima grammatica e del primo vocabolario della lingua. Vuk, definito da Tommaseo l'uomo più benemerito di un'intera accademia, ha pubblicato anche la prima raccolta dei canti popolari serbi, Mala prostonarodna slaveno-serbska pjesnarica, precisamente 200 anni fa, e quest'anno infatti si celebra il bicentenario della pubblicazione nel paesino natale di Vuk. Tommaseo comunque non ha attinto a questa raccolta, che riportava soprattutto canti lirici. Si è avvalso invece dell'edizione di Lipsia delle Srpske narodne pjesme, raccolte e pubblicate sempre da Vuk tra gli anni 1823 e 33, e principalmente del secondo volume della raccolta, che riportava canti eroici di tempi antichi. Il confronto che mi propongo di offrire terrà conto principalmente delle idee del sublime e del popolare e prenderà avvio dalle considerazioni teoriche di Tommaseo per vedere quale sia la ricaduta pratica della teoria tommaseana e in che misura il traduttore rispetti i propri precetti. In un saggio giovanile, Tommaseo, come del resto quasi tutti gli esponenti dell'Europa romantica, si è occupato delle due categorie estetiche fondamentali del bello e del sublime. Questo lavoro, intitolato appunto Del bello e del sublime, fu poi ristampato da Tommaseo insieme ad altri lavori estetici e critici, prima nella raccolta della bellezza educatrice del 1836 e in seguito nella bellezza e civiltà del 1857. Fatto che dimostra la fedeltà di Tommaseo alle idee giovanili anche nelle epoche successive. A differenza di Kant e di Burke, e in sintonia con lo sviluppo dell'estetica europea del periodo, Tommaseo non contrappone il bello al sublime, ma supera tale antitesi ravvicinando le due categorie sotto l'idea dell'unità, che secondo Tommaseo le caratterizza entrambe. In questo senso ho riportato alcuni brani di quest'opera di Tommaseo sotto il punto 1 che avete in fotocopia, dove si legge: il bello e il sublime richiedono essenzialmente il senso dell'unità. Non sia meraviglia che parlando del sublime io tocchi sovente del bello. Il punto comune ad ambedue, l'unità, non li fa differenti se non di gradi. Egli è ben certo che il sublime richiede, nella semplicità, tutta quanta la chiarezza possibile della dizione per far sentire con segni precisi quel punto a cui si raccolgono le molte idee. Se l'unità dunque è tanto essenziale il sentimento del bello e del sublime, ognuno vede perché la brevità dell'espressione, se si concili con la chiarezza, deve aggiungere molto al sublime. E qui non a caso ho messo in corsivo alcune categorie, quali la semplicità, la chiarezza, la brevità dell'espressione, che troviamo qui come caratteristiche principali del sublime, ma che sono le stesse categorie estetiche e retoriche che Tommaseo apprezza maggiormente anche nello stile popolare, come dimostrano le prime gite, come dimostra la prefazione ai canti toscani, tra l'altro moltissime note a tutti e quattro i volumi dei canti pubblicati da Tommaseo. In questo senso credo sia difficile distinguere il piano estetico da quello retorico, perché nella elaborazione del Tommaseo, del discorso
sul sublime, questi due piani in qualche modo coincidono. In sostanza, anche quando scrive delle categorie estetiche, Tommaseo non lo fa in veste di filosofo, bensì in quella di scrittore, come è già stato notato, tra l'altro. Nello stesso senso, anche quando parla del popolare, è difficile separare il piano estetico da quello retorico e il suo ruolo di poeta da quello di critico. Benché Sublime conti solo 2 occorrenze nel testo dei canti lirici, compresa la traduzione e il ricchissimo apparato critico, le note e il commento pullulano dei riferimenti alla sublimità espressiva dei canti. L'Elissi e la Brevitas in generale, ammirata da Tommaseo nel latino, diventa anche la fonte di ammirazione nel caso dell'Illirico. Nell'introduzione al canto L'animo di Marco si legge così, e voi trovate la citazione sotto il punto 2, in questa semplicità è poesia, e la generosità del concetto è come un'essenza odorosa di poesia che ristora il pensiero. Mi pare di poter affermare che in questa citazione la poesia sia l'equivalente del sublime e quindi l'equivalente dell'espressione poetica più alta. Non a caso Tommaseo riconosce queste espressioni del sublime in una lingua così giovane, se ricordiamo che altrove aveva scritto, cito, «Nelle nazioni adolescenti la novità degli oggetti, la vividezza di un vergine sentimento, la semplicità delle idee che si vengono disponendo per masse, tutto aiuta al sublime». Considerazioni simili si riscontrano anche in una delle note all'interno del canto del prigione liberatore e in riferimento ai versi che trovate sempre sotto il punto 2. Cito prima l'originale. Jesse nisam probudi la bila, dok je Musa u životu bio, od tebe bi 300 jada bilo. Tommaseo traduce, che desta non mi sono finché Musa era in vita, 300 guai era di te. E in nota dichiara, nell'Illirico tutti e 3 i versi finiscono col participio dell'essere, semplicità che non è punto bassezza. Però in quanto Tommaseo difende la semplicità dei canti popolari, però quando guardiamo la traduzione non trasmette gli stessi effetti dell'originale, quindi non mette in chiusura il participio e non mette neanche altre forme del verbo essere in chiusura. Sotto il punto 3 troviamo un'altra citazione in riferimento ai versi Il volite na sama Bogdana, il njegovih 12 vojvoda, che viene tradotto con scegliete voi il solo Bogdano o i suoi 12 capitani. E Tommaseo annota, è lissi potente, agli lirici spesso il verbo volere sta solo, sottinteso l'altro verbo che regge il nome poi. In questo caso voleti significa in realtà amare, però in questo contesto può essere inteso come volere, e Tommaseo intuisce bene il significato e traduce con scegliete. Se teniamo presente l'attenzione che Tommaseo riserva ad ogni singola parola, e non solo nella produzione propria e non solo in italiano, non sorprende il fatto che riesca ad individuare la sublime concordia, per citare la sua esclamazione romantica, quando spiega il significato della parola illirica zakon, e qua troviamo la citazione sotto il punto 4. Zakon vale legge rito, legge umana e divina, legge ragione, sublime concordia. L'attenzione per ogni singolo vocabolo si intensifica anche nell'osservazione dei significati dei verbi a prefisso, con cui il cantore popolare riesce spesso a produrre effetti fonici e parallelismi intraducibili in altre lingue, e quindi fonte di delusioni di Tommaseo, il quale, non potendo rendere la sfumatura che i prefissi danno al verbo semplice nell'originale, finisce spesso, per non dire sempre, a darne gli equivalenti latini in nota, e qui questo lo dimostra la citazione sotto il numero 5. Impossibile rendere la ricchezza del servo. Gleda aspicit nella pianura, zagleduje respicit i padiglioni, progleduje tra il perspicit e il prospicit i destrieri e i prodi. Questo procedimento d'annotazione meriterebbe una maggiore attenzione e spero di potervi dedicare più spazio in un'altra occasione. In questa sede, invece, tenendo conto delle premesse teoriche appena citate, vorrei passare ad un'analisi più dettagliata degli esempi di soluzioni traduttive offerte da Tommaseo. Cercherò di dare motivazioni alle scelte adottate dal traduttore, analizzando il rapporto problematico tra il sublime e il popolare e cercando di evidenziare quei luoghi in cui le 2 categorie, che per Tommaseo sono solo 2 espressioni di uno e unico ideale poetico, si incontrano per sciogliersi in un unicum espressivo.
Però prima di mettere a confronto i versi originali con la traduzione è interessante e forse anche significativo leggere il vademecum del Tomaseo traduttore, che è espresso in quel libro plurilingue unico nella letteratura italiana, come notava Francesco Bruni, che era concepito come proemio della grande raccolta dei canti, ma che per la sua nota travagliata storia editoriale fu pubblicato quasi contemporaneamente con i canti. Si legge così sotto il punto 3, la citazione delle scintille: le greche e le serbiche avrei potuto tradurre in versi, ma parvemi spesa grave di tempo, pur per risvisare il concetto i cui lineamenti consistono nella scelta dei vocaboli e nella loro giacitura. Converrebbe che quasi sempre il concetto si compisse col verso, legge della poesia ed ogni poesia non cincischiata dell'arte. Questo nelle traduzioni è avvedimento di fedeltà necessario e quasi sempre negletto. Una dichiarazione simile, e forse più precisa, la troviamo nel trattato tomaseano sulla metrica, intitolato Sul numero. Si legge sotto il punto 2 delle vostre fotocopie: ed ecco una delle ragioni che tradurre i poeti in versi è opera disperata. Il concetto con le parole forma un tutto indivisibile e le parole vogliono avere quel suono che dà la lingua in cui venne formato il concetto. Vogliono essere disposte a quel modo, con quei movimenti e riposi, che da tutt'altro congegno, come nei composti chimici, avrete tutt'altra cosa. Traducendo in prosa, voi cansate almeno di aggiungere, di sottrarre o di mutare, forzati dalla legge del numero, e potete sovente collocare i vocaboli come stanno nella lingua natia. Potete fare sì che la radice corrisponda alla radice dei vocaboli da tradurre, potete almeno indicare là dove il verso originale finisca, dove cominci, qual sia la forma del costrutto nel che consiste dello stile gran parte, dice Tomaseo. Quanto a questo precetto di rimanere fedele all'ordine delle parole e alle espressioni dell'originale sia stato veramente rispettato e in che misura la teoria coincida con la pratica, lo vedremo subito. L'analisi prenderà come oggetto la resa delle ripetizioni epiche e di alcune formule epiche, in primis l'epiteto onnipresente nei canti di Vuk, Biel, Biela, Bielo. Nei canti epici serbi, infatti, e in senso lato quei serbo-croati e slavo-meridionali, l'epiteto bianco viene usato in riferimento ad una miriade di sostantivi diversi, dalle parti del corpo alle costruzioni, città, eccetera. Si tratta del cosiddetto epiteto fisso, che nella traduzione di Tomaseo perde la fissità originale, poiché viene interpretato attraverso le sfumature del significato che ottiene a seconda del sostantivo a cui si riferisce. Accade spesso infatti che Tomaseo privilegi Candido come traduzione del biel, che vuol dire bianco, che è la variante più poetica, come noto, e che oltre al biancore sottintende anche lo splendore dell'oggetto a cui si riferisce. In questo senso ci sono d'aiuto le chiose dei due dizionari di Tomaseo. Nei sinonimi, per esempio, si legge così che il bianco ha senso corporeo, candido anche morale. Anima candida si può dire bianco viso, stile candido, carta bianca, vita o costumi candidi, candida sincerità. Il problema però è che Tomaseo non si comporta così nella traduzione, cioè non segue questi esempi che cita nei sinonimi, perché traduce molto spesso candido viso e non bianco viso, e arriva anche a tradurre la bianca lettera con candida lettera. Vi ho elencato sotto il punto 4 infatti le tre varianti più frequenti che Tomaseo offre come traduzioni del biel, che sono bianco, candido e biancheggiante. Quelle predominanti sono le prime due, bianco e candido, entrambe hanno sulle 100 occorrenze, mentre il biancheggiante si riscontra solo 11 volte, 10 volte in riferimento alla città o al nome della città, una volta in riferimento all'albergo. La scelta del biancheggiante in riferimento alle città e alle costruzioni può essere giustificabile anche da quello che leggiamo sempre nei sinonimi, e voi lo trovate sempre sotto lo stesso punto. Tomaseo dice infatti: biancheggiare significa rendere il color bianco, mostrarsi bianco, tendere al bianco. La campagna dopo la nevata biancheggia il mare spumante, biancheggia il cielo tra l'alba e l'aurora. E ovviamente cita Dante, vede la campagna biancheggiare tutta, Guido Giudice, che è Guido delle colonne, la faccia dei muri non biancheggia. In questo senso è difficile in realtà capire quale sia il motivo per questa scelta di Tomaseo, perché però si può forse interpretare con la maggiore precisione nel significato per cui Tomaseo opta e che ottiene traducendo con biancheggiante,
la sua scelta però è anche motivata da questa citazione di Dante, perché per Tommaseo tradurre una parola con una citazione di Dante e ottenere allo stesso tempo una fedeltà al testo è una soluzione troppo affascinante per essere evitata. Vi ho inoltre riportato qualche esempio di alcune formule epiche, tra cui la formula del luogo dell'azione, che trovate sotto il punto 2, e sotto il punto 1 invece ci sono due esempi delle due porzioni diversi, in cui nella prima porzione vediamo che Tommaseo opta per la variatio e nel secondo esempio invece opta per la repetitio. Leggiamo i versi. Otidoše ka prilipu gradu, bijelu dvoru kraljevića Marka. Kad su bili pred bijele dvore, udariše s vekerom na vrata. Tommaseo traduce: andarono a Prilipa città alle bianche case di Kraljević Marko. Quando ei furono innanzi alle candide case, bussarono col picchio alla porta. Vediamo che bijelu dvoru, biele dvore, viene reso con bianche case e poi candide case, a distanza di un verso solo. Invece nel secondo esempio, kad devojka saslušala reči proli suzen iz bijelo lice, ona ode svom bijelu dvoru kukajući iz bijela grla. Tommaseo rende la repetizio, come avevo detto: quando fanciulla udì le parole, versa lacrime dal bianco viso e la va alla bianca sua casa, lamentando dal bianco petto. In questo secondo caso penso che Tommaseo abbia riconosciuto un'espressività importante nella ripetizione e per questo motivo l'abbia anche resa. Nel secondo esempio troviamo la formula del luogo dell'azione, in cui bianco è un epiteto onnipresente. Così vediamo che Tommaseo a volte rende, questi sono gli esempi tratti dallo stesso canto, e vediamo che a distanza di pochi versi offre soluzioni diverse. A volte traduce biel con biancheggiante, a volte con candida, a volte proprio non lo traduce, ignora la repetizio dell'originale, come per esempio nel caso Nacera e Stambol Bieli, la caccia di Stamboli per la città. Bieli viene tradotto con la città in realtà. Pođe Arab kroz Stambol Bieli, di nuovo va all'arabo per la città di Stamboli. La formula del tempo dell'azione è un'altra formula in cui si riscontra spesso l'epiteto bianco, così vediamo gli esempi prije zore i bijela dana, prima dell'alba del candido di, kad sutra bijel dan ostvane, quando domani il candido giorno albeggi, viču oni tri bijela dana, grida nessi tre candidi di. L'ultimo esempio invece, te gacciasti tri bela dana, viene tradotto da Tommaseo e li banchetta tre interi di. Nella nota invece dice che bela dana significa bianchi di, però traduce con interi di, quindi non rende questo epiteto. Sono interessanti anche le osservazioni di Tommaseo riguardo alle formule epiche, in riferimento ai versi riportati sotto l'esempio 4, Kada udara silan vlahalia, kad udara strahinjića bana, tradotto quando il forte Ali picchia, quando picchia su strahinjić il bano. Tommaseo annota: la ripetizione fa vedere il colpo sospeso e poi ribattuto. Quindi qua, in questo caso, Tommaseo trova un significato della ripetizione e per questo motivo la rende. Invece, il secondo esempio è molto interessante. Vice cara iz grla biela, grida al sire dal petto profondo. Colui che grida è l'arabo nero, il protagonista di questo canto, e Tommaseo è stupito, dice, si riferisce a questo verso e dice: qui dice bianco senza rammentarsi dell'arabo nero, ma sarà sbaglio del cantore. Questo penso sia la prova proprio che Tommaseo sia insensibile alla fissità dell'epiteto, la interpreta come un errore del cantore, del bardo popolare. Quali sono le motivazioni delle scelte che Tommaseo adotta nella traduzione? I miei 4 punti che ho proposto qua sotto l'esempio 5 sono l'insensibilità per l'epiteto fisso, che abbiamo potuto osservare questa caratteristica della traduzione di Tommaseo negli esempi appena riportati, avversione per le ripetizioni, la ben nota avversione per le ripetizioni, una versione che in Italia, come dice Luca Seriani, per effetto dell'esempio petrarchesco
petrarchesco doveva dispiegarsi con particolare efficacia e sembra non abbia risparmiato nemmeno Tommaseo. Comunque sia, credo che per le scelte di Tommaseo traduttore non si possa dire che siano suggerite dall'impulso alla variatio o comunque non esclusivamente da questo impulso. Poiché è noto che Tommaseo utilizza la repetitio come espediente stilistico anche nelle proprie opere. Donatella Martinelli ha sottolineato il valore espressivo della ripetizione in fede e bellezza, ma questo procedimento si riscontra anche nelle opere poetiche di Tommaseo. Scrivendo a Gino Capponi in una lettera, in riferimento ad alcuni versi, Tommaseo dice: «Ma io a ripetizioni di rime, di frasi, di parole non bado». Però Gino Capponi è meno convinto e gli risponde: «Della ripetizione sto in dubbio, è fuori dell'arte. Forse è un gentile ardire, ma non saprei giudicarlo». Le stesse citazioni dei canti lirici potrebbero portarci a pensare che Tommaseo sia pronto a rendere la repetitio in quei casi in cui ne riconosce il valore espressivo. Nei casi contrari la ignora. E questo è anche il motivo per cui Tommaseo non potrebbe mai essere d'accordo con la celebre oral theory formulata quasi un secolo dopo la pubblicazione dei canti lirici. Infatti le idee di Milman Parry e Albert Lord non sarebbero condivise da Tommaseo, il quale sicuramente avrebbe difficoltà a interpretare la formularità epica come un mero effetto delle leggi metriche. Un altro punto, un'altra spiegazione che potrebbe essere valida per le scelte adottate da Tommaseo è la predilezione per l'unione del sublime e del popolare. Anche nell'esempio del biancheggiante vediamo che Tommaseo rimane fedele all'epiteto dell'originale, però recupera un epiteto di lunga tradizione letteraria. Così anche con una formula epica Ticho Govoriti, che è la formula dell'introduzione del discorso, che Tommaseo traduce con parlar soave. Parlar soave è un'altra espressione di lunga tradizione letteraria italiana, infatti nel dizionario sotto la voce soave Tommaseo riporta le citazioni di Dante dell'Inferno. E quindi questo recupero delle espressioni di lunga tradizione letteraria, che coincidono anche con il popolare e il lirico, sono la fonte di massima gioia di Tommaseo. Un'altra motivazione che possiamo annoverare è la mancanza di sistematicità. Io sono sicura che dire che Tommaseo è sistematico davanti a tantissimi specialisti di Tommaseo non vuol dire qualcosa di nuovo, però penso che alcune scelte di Tommaseo nella traduzione possano essere veramente spiegate anche da dalla asistematicità. Per esempio, questa mancanza di sistematicità si vede persino nelle traduzioni di vocaboli singoli, che spesso fanno parte di alcune formule epiche e sono perciò ben presenti in tutta la raccolta. Così è nell'ultimo esempio che ho riportato, Poranio voivoda Momcilo, che Tommaseo traduce con fu lesto su Momcilo il capitano, e in nota riporta Poranio, quindi la voce originale dell'illirico, e dice: il francese è matinale e il veneto buonorivo, ma il verbo a noi manca. In un altro luogo in cui appare la stessa formula epica e si dice porani le tristrebsche voivode, Tommaseo traduce con matinarono 3 servici capitani e spiega: mattinare in antico valeva cantare a mattino e rispondeva a serenata, ma il senso proprio aveva essere o poteva levarsi di buon mattino. Se licenza è, la mi si perdoni questa volta, pur per rendere l'unica voce serva. Quindi Tommaseo traduce in 2 modi completamente diversi, però non solo questo, dà anche 2 spiegazioni completamente diverse. In questo senso bisogna tener conto anche dell'attività letteraria di Tommaseo in quegli anni, in cui anche in una lettera a Gino Capponi si scusava del lungo silenzio e diceva: nell'ordinare, tradurre e annotare questi benedetti canti illirici e greci mi va via tutta la giornata. Sicuramente Tommaseo non poteva neanche essere sistematico con tutta la mole del lavoro che aveva davanti, però questo è interessante come punto, come una spiegazione delle scelte che ha adottato. L'ultimo esempio è un'altra versione della traduzione di questa stessa formula,
Uranila Kosovka devojka, uranila rano u nedjelju. Tomaseo questa volta traduce s'alzò di Kosovo una fanciulla, s'alzò per tempo in di domenica. Quindi 3 traduzioni completamente diverse della stessa formula. Adesso non so quanto tempo ho, però potrei avviarmi anche alla conclusione. Dire che con questa spiegazione delle scelte traduttive adottate nei canti lirici non era certo mia intenzione di fare le pulci a Tomaseo, non mi permetterei mai, e non solo perché temo la sua reazione anche dall'aldilà, ma principalmente perché ritengo che i canti popolari lirici possano ben esistere anche senza il loro testo di partenza e fare onore alla cultura italiana e soprattutto a quei luoghi di intercultura di cui Tomaseo era un assiduo frequentatore. Grazie. Grazie. Siamo in tempo